Sì, il bollino nero è confermato come da previsione. Possiamo anche dire che chi viaggia si informa, segue i consigli perché le partenze sono iniziate molto presto. Il grande esodo del 1° agosto, contrassegnato da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, non si è fatto attendere. È iniziato con anticipo, visto che molti hanno preferito evitare i possibili rallentamenti sull'arteria partendo e viaggiando durante la notte. Già dalle 8 di questa mattina si registrava un più 14% di transiti rispetto al sabato omologo di un anno fa. Addirittura l'uscita dalla barriera di Trieste-Liserte, che risente dalla chiusura della superstrada slovena H4, si segnalava un più 41 rispetto al 2025, ovvero 8.581 transiti rispetto ai 6.069 dello scorso anno. Il traffico lungo la A4 in direzione Trieste è stato particolarmente intenso per tutta la mattinata, con punte di 3.000 transiti all'ora tra Quarto d'Altino e Meolo e tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova. Questo ha comportato per 2 volte, alle 9.30 e poco prima delle 12, l'utilizzo della safety car, che con mezzi della polizia stradale e degli ausiliari alla viabilità di autostrade Alto Adriatico ha deviato il traffico verso la A34 e quindi lungo la viabilità ordinaria anche slovena, la strada statale 444, vista la chiusura dell'H4 per chi è diretto verso le coste della Croazia. Un'operazione che dura mediamente circa 30 minuti e che consente di evitare qualsiasi paralisi al traffico e di svuotare momentaneamente la barriera di Trieste-Liserte. Poi nel tardo pomeriggio ci sarà un calo per poi dopo rallentare il tutto in serata. Quello che conta è che voi siete attivi, anche perché mi raccontava che avete automatizzato ancora di più anche i pagamenti, no? Per essere più celeri al passaggio alla barriera. Sì, oggi è possibile pagare nei nostri caselli con strumenti elettronici, c'è il contactless, più molti utilizzano il telepedaggio, certo che chi utilizza questi strumenti può anche uscire più velocemente.